Quest'anno noi abbiamo tesserato 243 soci, 173 competitivi e 70 non competitivi. Siamo stati presenti durante l'anno a 185 manifestazioni, 35 abbiamo fatto fra maratone e maratonine, 72 agonistiche e 78 non competitive. Siamo arrivati 38 volte come gruppo più numeroso, 28 come secondo gruppo e 12 volte come terzo, per cui 78 volte su 52 domeniche siamo stati sul podio. In mezzo a questa moltitudine di amici e di soci voglio ricordare che abbiamo un campione italiano sui 3000 metri indoor che è Chionchi Matteo, e oltre a lui abbiamo un campione in pista sugli 800 metri e sui 1500 metri che è Bosco Vittorio. Quindi adesso cominciamo a proporre le coppe perché è ancora lunga. Do un attimino la parola a Walter. Buongiorno. I soci più anziani, come mi onoro di essere qui presenti, probabilmente si ricorderanno che a questo punto, di solito della cerimonia, riuscivo a tradimento a piazzare un microfono in mano a Romano e a fargli dire due parole che di solito creavano e originavano un grande applauso. Una volta mi ha detto che quell'applauso era il più grosso grazie che avesse mai ricevuto. Ora io vorrei che fosse ripetuto perché lui è ancora con noi. Verde. Abbiamo un nuovo ricco, abbiamo. Vorrebbero averla, ma noi non gliela diamo. 2 ruote, una sala manubrio, faticare per andare, montagne che si spianano davanti.
al verde, al numero verrà data la bici, al 011 verde, 11, moglie di un dirigente, non si sa come, non si sa perché. Venduta! La bicicletta. Ringrazio tutti per aver partecipato a questo pranzo sociale, spero che siate rimasti contenti dei premi che vi abbiamo dato. E arrivederci allora al prossimo anno, però già da domenica abbiamo la marcia a Ruda, quindi ci vediamo di là sicuramente. Grazie ancora a tutti e arrivederci, a presto.